Lobster gang. I've been here forever, I've been here forever, yeah. Don't make business with my place that they don't love me, I don't care. They say, Larry, you are lost, or how therefore you get those rounds. They say Larry acting selfish cause he focus on himself. I've been here forever, I've been here forever, I've been here forever, yeah. I'm a 6'1" fucking lobster from my head down to my tail. They say, Larry, are you yeet? I don't know, so here's a bell. That was dumb hard, that's a dumb bell. I'm a die hard like I'm Bruce Wayne. I stay out of beef in the reef, but if we surf and turf, I'ma make sure you get done well. Hard-headed bitch, I'm hard-headed, yeah, yeah. Oh, and I don't feel you already, yeah, yeah. I don't need a weapon and I mean that too, cause I'm really pumping iron at the good I go. They never thought we'd do it, but we made it fun. Oh, the Trent twins gonna play this shit in the car. Like it's 10 pin, you know you gotta raise that bar. And like a sis said, we all gotta make it bro. I've been here forever, I've been here forever, yeah. Don't make business with my place that they don't love me, I don't care. They say, Larry, you are lost, or how therefore you get those rounds. And they say, Larry acting selfish cause he focus on himself. I've been here forever, I've been here forever, yeah. I've been here forever, I've been here forever, yeah. I'm a 6'1" fucking lobster from my head down to my tail. They say, Larry, are you yeet? I don't know, so here's a bell. That was dumb hard, that's a dumb bell. This is a Swamp production. Yeah, grew up Shrekin' named Donkey. I see some soldiers from far away, they trying to tell me that this is their swamp. No, donkey. This is my swan, my swan. Yeah, donkey, this is my swan, my swan. Yeah, donkey, this is my swan, my swan. Yeah, donkey, this is my swan, my swan. Yeah, donkey. Came out of swamp, I'm donkey. Sipping that lean is boldly. Smoking that green is lovely. Yeah, yeah, donkey. What's in a bag, pumpy? We got a mag, dumpy. 94 back like Humpty Dumpty, yeah. Damn straight, I get so high, never lame straight. Hop out the back of the lame straight. They know this shooter got guns in his too, but I think that this bitch got all blame straight. Look at my coat, we can band check. We thumbing through hundreds and whipping this on you. How can we be humble? They looking, they telling me damn What straight. they mad at me, donkey? What for? Cause I took Fiona out the hood. Why they mad at me, donkey? What for? It's cause fuck hard, only 4-4. Okay, straight, hold on. Hear me, I'ma spin it. Get this block tight like a biscuit. I'm a stallion, we can kick it. Instead of motor, bitch, I'ma leak it. He ain't torment, no preaching. Couple rain in the car, big sipping. Set him up, then we run blue steel skin. Sipping mud from the swamp, where you living? My swan, yeah, donkey, this is my swan. Come, straight home. My swan, yeah, donkey, this is my swan, yeah, donkey, this is my swan, yeah, donkey. Came out of swamp, I'm donkey. Sipping that lean is boldly. Smoking that green is lovely, yeah, yeah, donkey. What's in a bag, pumpy? We got a mag, dumpy. 94 back like Humpty Dumpty, yeah, yeah. Lobster gang. I've been here forever, I've been here forever, yeah. Don't make business with my place that they don't love me, I don't care. They say, Larry, you are lost, or how therefore you get those rounds. And they say, Larry acting selfish cause he focus on himself. I've been here forever, I've been here forever, yeah. I've been here forever, I've been here forever, yeah. I'm a 6'1" fucking lobster from my head down to my tail. They say, Larry, are you yeet? I don't know, so here's a bell. That was dumb hard, that's a dumb
sure you get done well. Hard-headed bitch, I'm hard-headed, yeah, yeah. Oh, and I don't think you already, yeah, yeah. I don't need a weapon and I mean that too. Cause I'm really pumping iron at the good I go. They never thought we'd do it, but we made it fun. Oh, the Trent Twins gonna play this in the car. Like it's 10 pin, you know you gotta raise that bar. And like a sis said, we all gotta make it bra. Un attimo. Don't mix business with my place that they don't love me, I don't care. They say Larry, you an officer, how the fuck you get those rounds? They say Larry acting selfish cause he focused on himself. I will have been evil ever, yeah. I will have been evil ever. Yo, buonasera Giuseppe, Silvia, oggi BMG. Forse, vediamo. Bella Gatto, Carmelo, bella Kane. Bella detto. Ciao Kane, sempre drip. Bugatti, ok, dopo vediamo. Yo, bella Marco. Bella Fantasma su Twitch, bella. Alessandro, ciao. Piccone. Allora, un attimo. Test audio. Bella Valentin, ciao. Ciao Vezzo, come mai hai fatto la live prima? Sì, perché penso che adesso le farò dalle 19. Avevo chiesto alla chat domenica e alle 19 è meglio, c'è più gente anche. In effetti farle tipo di sera verso le 8-9, capito? Invece verso le 7 così tranquillo. L'audio com'è, a posto? A me sembra a posto. Vediamo test audio. Vecchio, io a quest'ora mangio. Bella. Allora cena e dopo se vuoi passare, tanto sono qua. Ciao bro, come stai? Bella Sana. Sans. Ciao, io a sta ora ceno. Sì, se dovete mangiare, mangiate ragazzi, tanto io sono qua. Mario Kill. Bella. Mangia mentre guardi le live. Assurdo. Vecchio, fallo. No, io quando mangio guardo sempre YouTube, ragazzi. Ciao bro, bella. Un frigo. Vecchio, un quarto d'ora devo mangiare, bella. Buona cena. Vecchio, ti ho scoperto dei reel, adesso sei diventato una droga, bella vecchio. Bella vecchio. Allora intanto.
Aspettavo una live da tanto, bella... Bella Sans. Sans, bella. No, comunque per il mese di ottobre ho fatto live, cioè ne ho fatte tante. Tommy, oh bella Tommy, bella Tommy. Allora, vediamo se facciamo una roba del genere. Bugatti. Bugatti dopo perché adesso ho aperto BeamNG. Non le potevo vedere. Ho aperto BeamNG e tra circa 20 minuti così facciamo assetto corsa. Aspetta un attimo. BeamNG dov'è? B. Un attimo. Sì, intanto parto con BeamNG e dopo... Ok. Che mod usi? Allora, ho il link... Ho il link di tutte le mod che uso nella descrizione del canale... No, nella descrizione dei video. Qua a posto, ok. Ok, adesso dovreste vedere BeamNG. Che mi è crashato. Bella. Aspetta. Allora, BeamNG, vediamo. Facciamo una cosa veloce tanto. Prima garage. Allora, auto. Ho alcune mod interessanti. Allora, BeamNG... Aspetta, metto in pausa la musica. BeamNG rispetto al Assetto Corsa è meglio per la trasmissione, è più realistica. E i danni, ovvio. Allora, auto... Tanto per iniziare così chill, vediamo. Quella è la Jeep fake. Ah no, aspetta, Mercedes. Dodge. Ora vecchio, sei fortunato. Non ho molte moto su BeamNG, però ho la Hellcat. Vediamo. Dodge. Questa è la... No, no, questa è Red Eye. No. Quello con più cavalli, qual è? $700. Hellcat. Questo qua. Ciao Mario Balotelli, grande. Bella Manuel. Bella Graziano. Reale. Allora io cambio categoria su Twitch e metto Assetto Corsa. Vai, si parte. Scatpack, no, no, questa qua è la Hellcat. Questa è la Hellcat. Sì, ha più cavalli della Scat, meglio. Ah. Ok. Categoria su Twitch, metto BeamNG, dopo cambio e metto assetto. BeamNG Drive. Bella.
Ok ragazzi, che siamo? Chat aperta. Allora, grafica. Come grafica non ho messo ultra perché laggerebbe, vediamo. Ho messo alto. Perché con ultra so che lagga, soprattutto quando streamo. Sì, Assetto Corsa è fighissimo per le mod, però BeamNG ha la trasmissione molto più realistica. Poi puoi anche tipo mettere le modalità. Vediamo dov'è, qual è il tasto. La GTR da 7000 cavalli. Aspetta, qual è il tasto per... aia. Dopo la GTR... Allora, dopo apro Assetto Corsa. Mamma mia, che deficiente che sono. Che miseria. Allora, guido un po' qua l'auto tanto per vedere come si guida, poi vado sulla mappa. E poi anche su BeamNG c'è Shutoko. Sport, aia. Comfort, sport. Dritto sul muro. Ok, vediamo, aspetta. Ho messo sport. Wow. Però mi drifta vecchio, aspetta, comfort. Comfort, sport. Proviamo comfort. Aspetta. Aspetta, questa qua è la mappa solo di test. Vediamo se... Dritto su muro, pazzo, vecchio, vediamo. Niente. Lagga live. Lagga. A me non lagga, vecchio. A me non lagga, vecchio. Sì, da me è a posto. Da me non sta laggando. Prova a ricaricare la pagina. No, no, Didi, no, Didi. Bella Tupac. No, no, Didi, no, Didi. No. No, Didi. Vediamo, ragazzi. Insomma. Ciao Damian. Benvenuto, primo messaggio in chat. Dai e Didi crazy. No, no, perché c'è uno su YouTube Short che ha detto... Pensavo fosse Didi. No.
BMG solo computer, sì, solo computer. Aspetta, mettiamo in sport. No. Sport, ok. Ciao Vecchio, bella Marco. Bella Dylan. Mettiamo manuale. Nah, oh, voglio fare un 360, vediamo se riesco. Manuale. No, quasi. Bella Foxy, primo messaggio in chat, benvenuto. Ciao Vecchio, ciao Anna. Vai 360, 360, 360, 360. Mamma mia, sempre così. Sei il migliore, bella Vecchio. Abbiamo guidato l'auto, adesso andiamo sulla mappa col traffico. Su YouTube, sì sì. Prima a sinistra col volante, poi pochissimo a destra, tutto. Vai a provare. Sono Luca, ciao Luca. Non ho capito, sinistra, destra, sinistra. Mamma mia, oh ma di pochissimo, Ah, poco a destra, ok. Vediamo. Aspetta, no. Poco a destra. Ah. Provo l'ultimo, dopo fare un po' di pratica. Sinistra. E poco a destra, vediamo. Oh! Ah, è sempre di poco. Vabbè dai, proverò off stream. Incidente nella mappa del traffico con la Lamborghini, vediamo. Free roam. Le mappe col traffico su BMG sono belle, però sono pesanti. Quindi prendo quella più leggera. Prendo Union Island. Lamborghini Urus, mappa col traffico, isola tropicale, chill, tranquillissima. Ciao Raul Florin, bella. Aspetta, Union Island. Facciamo un po' BMG e dopo assetto corsa. Prima cosa, cambiamo auto. Vecchio, hai sbloccato un nuovo gioco. Bella Salvatore Miranda, visto? BMG oggi. No, che lo gioco, ma non lo porto spesso in live, però oggi per cambiare. Ferrari. Non ho... Allora, BMG non ha auto originali come... Sì, perché mancano le licenze. Però ha delle mod oppure ha dei cloni. Per esempio qua per la Ferrari si chiama civetta, ma è una Ferrari. Ti mostro subito veicoli. Civetta scintilla sarebbe una fake Ferrari. Questa spinge, è bellissima. Se vuoi te la mostro, però qua... Mettiamo la GTS. Qua sono su strade strette, quindi non posso spingerla. Bellissimo come gioco, bello, bello. Questa qua è la civetta. Quella targa, ora, oh, raga, la targa Kano G. Come on, man. Comunque, una cosa bella Cosa? Bella Dodge, bro, bella Raul.
una cosa che manca su Assetto Corsa, che c'è su BeamNG, è la trasmissione e i profili. Si mi sa che è la più veloce. Perché io qua posso mettere... Guarda, è l'unica cosa che manca su Assetto Corsa. Mettete una trasmissione automatica con i profili Sport, Comfort, Plus, Sport Plus, Dinamica. Perché manca solo quello. Adesso, accendiamo prima. Visto? Abbiamo strada che è Comfort, quella normale. Abbiamo Sport e si apre lo scarico anche dietro con la valvola. Abbiamo corsa e drift. Strada tipo è quella chill. Strada è la guida chill. Metti sport, ti fa... vroom. Bugatti in sto gioco. Allora, su BeamNG non ho tante mod, ho solo alcune mod, non tante. Ma Bugatti forse può essere. Su BeamNG si possono modificare le macchine. Guarda, Vecchio, su BeamNG puoi modificare tutto. Porsche sì. Guarda, se vai su config veicolo, puoi modificare tutto. Ogni singolo componente puoi farlo. Serbatoio, cofano, radiatore, sedile del passeggero, poi anche telaio, puoi cambiare tutto, motore, puoi fare engine swap, puoi fare tutto. Porsche sì, ho delle Porsche, mi sembra 991. Modificare il motore sì, si può farlo. Aspetta, per esempio, cioè, puoi fare tutto. Volendo, puoi fare un engine swap, puoi mettere un V8 su una Panda, Fiat se vuoi. Ci sono Porsche, no, Fiat, non lo so. Volendo però, se uno ci riesce, io non so fare engine swap, non so creare motori. Si può fare, però volendo sì, posso mettere un V12 su una Panda. Un turbo come una casa. Si può fare comunque. Prima Porsche, Aventador, Porsche 991. L'ape. Sì, sì, c'è. C'è l'ape, sarebbe questa qua. Aspetta. Voglio prendere l'ape e distruggerla. Mi sembra che si chiama... dov'è? Voglio prendere un'ape e distruggerla. Sta qua mi sembra. Vediamo se è questa qua. Base. Manuale. Manuale, dai. Modificato. Sta qua sarebbe l'ape, vero? BeamNG, l'hai pagato? Sì, costa 20 euro, l'ho pagato. Non è gratis. Comunque sì. Allora, so che si possono fare engine swap, cambiare motori. Un giorno vorrei mettere un V12 di un Aventador su una macchina tipo come un'ape. Sai che roba? Engine, ok, qua abbiamo solo due motori, 550 e 1300. Facciamo engine swap, 1300. Sì, 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 comunque per i motori sì, lo farò, cioè, off stream, se no stiamo qua a vedere tutto, perdiamo tempo. La Ferrari Italia,
Schumacher. Comunque sì, ho già visto dei video come fare engine swap. Devi scaricare BeamNG, non so cosa. È per creare il motore, dopo lo porti in gioco. Ma off stream. Ma... Ciao vecchio, bella Riccardo. Mia ciao. E siamo morti. Trazione, metti all wheel drive. Aspetta. Ora vi mostro. Questa mappa qua è Union Island. C'è anche su Assetto Corsa. Carica il fieno sull'ape. Prendiamo una decapotabile. Solo che SL, bella. SL performance. Ok, colore bianco. Vai. 3x3. 3x3, giusto, in effetti. Sì, Assetto Corsa, vediamo dopo. Questa è bella, decapotabile. Aspetta. Sport, mettiamo in sport. Sport. Ehi. Trackhawk, bella Jeep. Ciao Asu. Il Kimax, cos'è? È stato bello il tuo ultimo video. Oh, grazie vecchio. Grazie mille. Sempre la carrozzeria, veramente. Aspetta, sì, se non avete visto, è uscito un nuovo video su YouTube. Ve lo metto come commento se volete guardarlo dopo la live. Nuovo video YouTube uscito. Dopo sì, se volete guardarlo, per me ci sta, dai. Anche, magari sono un po' di parte, perché l'ho fatto io. Però se volete guardarlo. Ah, scooter. Quello con la... Sì, sì, quello con la Charger, sì. Quello con la Hellcat. Ok. Era bellissima, no, no, oh, vecchio. Quella Hellcat di Noesi, assurda, vecchio, assurda. Anche per il suono, ti fa... Mamma mia. Ok. Carrozziere, diciamo che si può riparare. Si può riparare. $200 occhi chiusi. Kane cerca di sterzare di più. No, io devo frenare di più. Perché non freno molto.
Allora, sta qua, diciamo che è da guidare tranquillamente, però andiamo in autostrada. Allora, Shutoko è presa da Assetto Corsa, solo che, vabbè, è la mappa, è simile, però ha le texture un po' strane. Vediamo. Shutoko. Poi su BeamNG il force feedback è tanto leggero, quindi anche se giri tanto con con lo sterzo ti gira poco in gioco, è un po' strano. Assetto è molto meglio. Force feedback. Qualche Ferrari su BeamNG no. Comunque, BeamNG e Assetto sono due giochi completamente diversi. Io gioco più ad Assetto. BeamNG qualche volta, ma Assetto a me piace molto di più. Però alla fine dipende cosa ti piace fare. Se ti piace modificare auto, fare robe così, allora BeamNG è molto meglio. Se vuoi solo guidare, Assetto. O circuiti. Allora, Lamborghini, no. Lamborghini Aventador. Fake SVJ, vediamo. Allora, prendo qualche auto, faccio top speed e dopo andiamo su Assetto Corsa. $3,50, mamma mia. Assetto Corsa tra poco. Ok, top speed di questa era 360. Adesso prendiamo una Lamborghini Urus. No, allora, altre due auto. Vecchio, l'hai visto il successo? Ah sì, su YouTube, no, no, veramente. 0-100 meno di 2 secondi. Sì, sì, è vero Asu. BeamNG ha un senso più elevato della velocità, hai ragione. Sì, su YouTube Ronaldo top, 60 milioni. Lamborghini Urus, vediamo. Urus performante. Urus performante, vediamo questa. Siamo in corsa. La Urus deve essere tipo 330. Mi saluti palese. Bella Formula 1 News, bella Daniela Maccarelli, ciao. Beh, non spinge tanto, per essere una Urus performante non spinge, Cioè, 330 deve farli. Laggata.
Strano, strano. Ferrari. Sì, 3.30 devi farli. Easy. Vabbè. Adesso prendiamo ultima auto, vediamo. Accidenti. Ultima auto, dopo assetto corsa, vediamo veicoli. Meglio Ferrari o Lambo? Dipende. Sto gioco come si chiama? Ciao Joelle, ti rispondo subito. Il gioco si chiama BeamNG Drive. La Urus Mansory o Mansori la guido dopo su Assetto Corsa. Qual è la chat che leggi di più? Leggo tutte le chat. Più tardi posso giocare con te. Supra. Sì, io leggo tutte le chat. Nome gioco, Assetto Corsa. Ultima auto che voglio provare è la Porsche e dopo Assetto Corsa, un attimo. C'è la Turbo S. Carrera, il GT2, Turbo S. Turbo S, top speed, dopo Assetto Corsa. A4, sì, c'è l'Audi A4, ma non è molto potente, quindi. Wow. Sport Plus. Aspetta, no? Sport Plus, madonna. Oh, sta qua spinge di più. Almeno. Tunnel. Beh, dai, 340. Senza mani, vecchio. Asso. Quanto te la rischi ad andare a 250 un botto, vecchio? Adesso, Assetto Corsa. Comunque sì, BeamNG ci sta. Cioè, sì. Allora, io chiudo BeamNG e apro Assetto. Senza mani. Allora, ok, prima auto, Bugatti, vediamo un attimo. Supra a 350, senza mani. Aspetta, prima prendo una Bugatti. Quella più potente che ho è la Bugatti Chiron Pure Sport 2022. Un attimo. Bugatti Pure Sport 2020, colore azzurro, dai, e togliamo la skin. Ok, Bugatti e dopo vediamo altre auto, come al solito. English o Spanish? Spanish. Va bene, senza mani, Supra, sì, Raul. Per la Supra dopo vediamo, dai. 488 pista, Ferrari, bella. Intanto su Twitch cambia categoria. Il primero che si muove... English o Spanish. Bugatti 500. Allora, sta qua mi sembra arrivava a 450 se non sbaglio. Io gioco a F1. Wow, calma, false feedback, impazzito.
Eccola, Bugatti. Bugatti. Questa qua è la Bugatti più potente che ho. È questa qua. Bella Damian con la mia emote. Con la mia emote. Vabbè, oh. Musica in pausa. Sì, per il suono è un 16 cilindri questo qua della Bugatti, solo che non è molto forte, in game, però possiamo provare. Allora, top speed subito. Mezzogiorno e sereno. C'è il sereno. BMW M5, Skyline, R33, belle auto. Le ho entrambe. Ok, Bugatti, vediamo. Bugatti Chiron Pure Sport 2020, ragazzi, 1600 cavalli. Tanto anche dentro, tutta la pelle, tutta fatta bene, tagliata. 2, 3, 2, 1, vediamo subito, dai. Sera vecchio, bella Megatron. Tutta carbon fiber, vecchio, visto? No, no. Dentro è fatta benissimo. Dentro è tutta clean, visto che roba. 380, pensavo di più, Pensavo di più per la Bugatti. Almeno 400. Almeno 370. La tua preferita è la R33 Skyline, ne ho una bellissima. Un pezzo di pizza che arriva a 3,50. Una muscle car. Occhialetto tattico, vecchio, Asu Gamer, te lo sai. Oia. Mettiamo un po' di traffico tanto per con la polizia. Anzi no, sai cosa? Stavolta mettiamo solo polizia. Mettiamo solo che spawna polizia. Vogliamo tutte le sirene vecchio che ci seguono. Ok, ora spawno solo polizia. Quanto va a Bugatti? Rispetto per la lancia della integrale. Sì, sì. Mettere il traffico. Allora, per il traffico, ragazzi, cercate Assetto Corsa traffico tutorial su YouTube. C'è uno italiano che ha fatto un video un mese fa. GTA, vecchio? Manco GTA. No, aspetta. Lagga un po', sì. Allora, lagga solo quando cambi traffico. Ti lagga per 5-6 secondi e poi fluido. Adesso è fluido. Su Play c'è. Su Play c'è, ma non hai le mod. Allora, io cerco la polizia. Ecco qua. Adesso dovrebbero inseguirci come sempre. Oh. Devi cercare Assetto Corsa traffico tutorial. C'è uno che ha fatto un video un mese fa. È semplice, è copia e incolla. Però non c'è la polizia. Ah, ok. Polizia.
Il massimo, Davide, abbiamo visto prima, era 300, ma posso rifarlo? La Jeep, quale Jeep? Trackhawk. Comunque Davide era 370. 370. Mazda... No, aspetta. Sta Mazda. Mazda. Hai la R... Ah, sì. Ciao, bella Joele. C'è una volante invisibile. C'è una volante invisibile. Oh raga, c'è una volante invisibile. È un bug. Fantasma. Lo avevo già visto. Non funziona. No, ma è semplice. Cioè, è solo copia e incolla. Sei tu la volante. C'è la Lamborghini, sì, aia. If there is no police, then it's legal. Ecco, guarda qua. La volante qua, fierissima. Io leggo la chat e mi distraggo sempre. La pura non ci segue. Si vede che ha smesso? Allora raga, per la prossima auto pensavo di guidare una R33 Skyline. Ne ho tante, però ce n'è una con un suono bellissimo. Quindi prossima auto R33 Skyline GTR. Bella Vecchio, bella Simone. Ciao capo, bella Dorina. Ah. Porca miseria. Oh. Ok. Raga, pulizia seminata. Pula seminata è la prima volta che semino una volante su Assetto Corsa. È impossibile. Una mano. Mai distrarsi alla guida. Non va il tutorial. Non so cosa dirti, cioè... È copia e incolla. Cioè, non puoi sbagliare. Ma dipende anche dalla versione che hai e dalla
se hai content manager tutto, cioè, è copia e incolla. Sono dei file copia e incolla. Ti piace The Crew Motorfest? Non ce l'ho, però sembra figo. Allora, polizia seminata, io parcheggio, raga, prendo la R33 Skyline. Tanto, Bugatti. Usi quello? Sì, sì, uso... Sì, quello. No, quello che io uso è un'app che si chiama Traffic Tool. Questa qua. Aspetta che te la scrivo. Per il traffico offline, l'app che uso io è Traffic Tool. Aspetta. O Traffic App. Te lo scrivo in chat. Si chiama così. Traffic App. C'è su Patreon. Ma non è gratis. Lancia Delta 380. Uè. Allora, R33 Skyline. Ne ho diverse, ma ce n'è una in particolare col suono. Mamma mia. Qual è? Mustang. Vediamo, Mustang. No. Intanto, R33. Ok, quella con suono migliore. A me serve qualcosa gratis. Sì, sì, ma sono quasi tutte gratis. Se segui su YouTube, prova anche i video in inglese. Cioè, veramente, cioè, hai dei file, li metti sulla mappa e basta. Serve solo Content Manager e CSP, la Custom Shader Patch, e la mappa. Dopo basta che copi file per il traffico. Finito. Assetto corsa per i tablet. Per i tablet per ora non c'è. Comunque, raga, ho preso una R33 Skyline solo per il suono. Il suono. Questa qua è la top 10 auto con suono migliore. Questa qua. Giuro. Questa qua è una delle mie mod preferite. Audi RS6, sì sì, ne ho alcune. Sì, questa qua è la mia mod preferita. In assetto, non preferita, è tra le preferite perché è fatta benissimo. Suono, grafica, tutto. Un secondo. Invece ti ricordi di me? Sì, mi ricordo, bella invece. Fammi un calcolo. 15 più 17. È il meme. Quello là dei... Aspetta, non era qui, quanto fa 15-18? Era quello il meme.
Dai, vecchio. Bellissima. Non hai il G29? No, io ho un T300. R33 fa 350 easy. Il suono della Lamborghini, no? Questo qua è un RB26. Nissan è un 6 cilindri. Sì. RB26. 350, vediamo subito. Top speed. No, ma suono top, suono top. Turbo 100%, ok. Vediamo adesso quanto spinge. Aspetta che poi questa qua ha solo 5 marce, infatti. Non è come le 34, ha 5 marce. Comunque 300, vediamo. Vediamo, 330 forse. 330 forse. $340 ragazzi, 340. 340. Aia. 340. Motore 2JZ è della Supra. L'RB26 è della Skyline. $488 pizza vecchio, se metti uno short, raga, oggi Davide è un pazzo, faccio tutto quello che vuoi. Eh? Cherosene. No, comunque questo suono qua è terapeutico. Questo suono qua è terapeutico, è fantastico. Top. Allora, la parcheggio. La parcheggio e dopo cambiamo auto. Ferrari puro sangue? No, non ho puro sangue. Quanti cavalli ha? Questa qua ne ha 830. Comunque sì, 0-100 deve essere 3 secondi e qualcosa, vediamo se ha il launch control questa. Non ce l'ha. Aspetta. Proviamo a 5000, aspetta. Proviamo a 6000 giri, vediamo se è troppo alto. Ok. Ferrari F90. Ho la SF90. Audi Fra. ATT. Urus Mansory. Bella. Quanti cavalli? Sì, 833. Ho driftato una Formula 1. Come? Driftato una Formula 1? Ferrari. Allora, prima parcheggio sta qua un attimo. 1 second.
Ok, siamo arrivati. Ok, eccoci. Adesso cambiamo auto. Altre mod... No, io il KT Max non ce l'ho. Non ce l'ho il KT Max. KT... non ce l'ho quella. Vediamo adesso, aspetta un attimo. Non ho quella mod là. Sì, sì, non ce l'ho. Non ce l'ho. Non ho quella mod là. KT Max, cos'è? È una moto? KT... È una moto oppure un'auto? Dopo la cerco, magari la scarico. Ok. È una moto? Ok, dopo vedo se c'è la mod anche. Ok, content manager. Ok, vediamo la prossima auto. Ok. G-Class. Ho un G-Class. Vabbè, oh, Belaso. Ho un classe G, ma non è Mansory. Mansory ho solo Urus e RS8. Sì, con quel body kit ho solo Urus o RS8. Un attimo, chat qua, ok. Salve, ciao Graziano. Sì, queste qua sono quelle che ho. 488 pista, Ferrari, vediamo. Dovrei avercela. 4 pista, sì, ne ho 2. Pista Spider e pista Carbon. Cosa cambia? Ah, cambia solo la livrea. Comunque sì, pista Spider, pista Carbon. Classe... Dovrei prendere una E3... Per 3000? Non saprei dirti, vecchio. Classe G Brabus. È questo qua. È il G-Wagon. Questo qua? Classe G Brabus è il G-Wagon. Body kit. Bello. Sì, Asso, non saprei dirti. Non saprei dirti. Non so quanto costano le BMW, se è un prezzo buono, non saprei dirti. Comunque sì, classe G è questo. Ferrari F8. No, non ce l'ho. F8 ho solo BMW. No, M8. M8, scusa. Poi aspetta, che altre auto avevo visto? Perché leggo la chat. BMW V8, che sarebbe la M5 CS, ha un V8. Jeep Trackhawk 991, 911 GT. Porsche, vediamo. Ne ho diversi di questi, madonna. Tantissime. 911 ne ho tantissime. Audi R8, sì.
Vediamo. R8, sì sì. No, ne ho. Ho la R8 GT, Ultra, Le Mans, Spider, 911 GT. GT3. Ok, vedo più commenti per la Porsche, quindi GT3 RS. Ok. GT4 RS, prendiamo la GT3 RS, ne ho tante però. Qual era quella migliore? Gagliardo. Aspetta, 992 GT3. Lamborghini, prossima auto. Dopo vediamo se Gagliardo, Huracan o Aventador. Intanto colore, ho preso una 992. Ah no, 911. Questa o questa? Questa è quella con più cavalli. Quella di Noesi. $580. Fammi provare questa qua. Colore... questa qua, dai. Vediamo questa. Lamborghini Gagliardo, bella. Fra, mi sono preso Assetto Corsa. Hai fatto bene, vecchio. Fatto benissimo. È il gioco migliore al mondo. È il gioco top. È fantastico. Intanto Porsche 911 GT3 RS. La visuale. Ok. Prima cosa, Lamborghini Revuelto, bella. Velocità massima. Oh, questa fa un sacco di rumore, già lo so. Questa fa un sacco di bordello. Aspetta, tolgo il traffico. Tolgo un attimo il traffico. Disabilità. Non l'ho anche visto. Bel sound, vecchio, spacca. 6 cilindri, Porsche. Vediamo quanto spinge. Beh, pensavo un po' di più. Comunque 3.30 arriva secondo me. 3.27. 3.30. 3.30. 3.30. 3.37, dai. Ciao vecchio. Ciao Remix. Troppo complicato. Allora, ha tante cose. Come consiglio, tocca solo dove sai.
Perché come gioco è semplice da usare, solo che ha tante opzioni. Tu basta che le cambi una volta sola, poi sei a posto. Ciao Carmelo, ciao ciao. Aspetta, quest'auto qua è bella, solo che dentro ha un suono basso. Ha un suono basso dentro e ho una config per alzarlo, vediamo. Extension, faccio subito. Sì, perché per alcune mod l'audio dentro non è alto, quindi c'è codice audio. Vediamo. Ok. Copio un attimo una roba. Alziamo il suono dentro. Ok, vediamo subito la differenza. Vedi perché dentro è basso. Vediamo se salvo adesso. E all'interno. Audio volume. Ok. Porsche Cayenne. Aspetta un attimo. Come mai non... Aspetta un attimo. Strano. Non mi alza l'audio, strano. RSQ8, bella. Bella. Audio properties engine. Un secondo. Prossima auto Lamborghini o Audi RS8? Se l'hanno tra le macchine. Adam. Ah sì, bella Adam, come stai? Un secondo. Bella Adam, come stai? Ferrari 488. Ferrari. Ok. Comunque, dopo, cioè tra poco, vorrei provare Noesi. Vorrei provare col traffico online. Col traffico online. Vediamo. Io sto bene. Ho vinto il torneo di drift, bella. Lambo. Lamborghini, ok. Gagliardo. Huracan. Aventador.
o Murcielago? Adesso, raga, Lamborghini. Gagliardo, Aventador, Huracan o Murcielago? Gagliardo. Gagliardo, ok. Ciao Vincenzo. Allora, Lamborghini, Gagliardo e dopo Noesi Online. Allora, quello con più cavalli è questa qua, Stage 3 e ha 1000... Però cambio mappa. E ha 1000 cavalli. Ok, vediamo sta qua. E dopo vado online un po'. Mercedes CLS, sì, ce l'ho, sì. Quando finisce la live dipende, appena mi annoia stacco. C'è la Mercedes CLS. Yes. Musica, musica, musica. Comunque raga, per l'ultimo video su YouTube, anche se è uscito solo ieri, è andato meglio di quello che... Cioè, è andato meglio di come pensavo, quindi grazie mille. Cioè, ci sta, tanto supporto. Se non avete ancora visto, ve lo consiglio, è l'ultimo sul canale YouTube, quello col traffico. Comunque raga, sì dai, ci sta secondo me. Ok, Gagliardo, poi Noesi. Ma tu sei inglese, no? Conosci il gioco No Limit Drag? No, non ho presente. Comunque bella, Asso ha vinto il torneo di drift. Visto? Lamborghini Gagliardo Stage 3 1000 cavalli. 1000 qualcosa. Questo è tutto V10 puro, aspirato, quindi suono, sapete, trazione è spenta, vai. Aspetta, questo qua fa un 0-100 assurdo. Vediamo subito. Già lo so. Il gioco si chiama Assetto Corsa, aspetta un attimo. Carec Street, sì, ho presente. Sì, sì, in un gioco pensavo, sì. Spider-Man 1. No, non ce l'ho. Quanto era? Quanto era? Pochissimo. 2 secondi. Provo di nuovo. Neanche 2 secondi, è assurda. Andiamo top speed. No, sta qua dovrebbe spingere almeno 350, dai. Almeno. Lamborghini Miura, bella, classica. 6 marce. Ehi, manca la settima qua. Però 350 le ha fatti. Quattro secondi. Più veloce di un aereo. Allora, un po' di traffico offline. Vediamo se non mi lagga, perché quando streamo e metto il traffico offline, se è tanto, allora è normale che laghi per i primi 10 secondi. Lagherà sempre, lo farà sempre, anche offline. Però, vediamo.
No, comunque no. Bugatti Veyron. Ah, sei Spider-Man, bello. Che è sta auto? Sta qua è una Lamborghini Gagliardo Stage 3, 1000 cavalli. No, spinge, trazione però, ok. No, spinge. Fai sentire il suono in flyby. Vediamo subito un attimo. Vediamo subito. Sentiamo com'è in flyby. Dobbiamo andare. Basta che vado qua. Premo F7. Metto la visuale fuori. Passiamo pure sotto qua. Così fa anche un po' l'eco per il ponte. Andiamo qua. Bugatti Tour. Sì, quella là non ce l'ho. Goku Saiyan, aspetta, flyby. Torniamo un po' indietro e vediamo com'è quando passa. Più o meno, dai. Ancora una volta. Bugatti Sport. Aspetta un attimo, allora io parcheggio qua. Poi vado su Noesi. La Bugatti Chiron, sì, l'ho fatta prima. Era la prima auto di oggi. Andiamo su Noesi, dai. Noesi. Andiamo sui server però, quelli col traffico leggero. Perché dopo quella CPU e la stream... Sì. Auto. Però senza pioggia. Oh, raga. Noesi ha delle belle auto. La Bugatti Chiron, puoi metterla. Engine swap, ok, se vuoi, allora guarda. Ok, allora facciamo le ultime due auto. La 488 pista. E pista carbon, pista spider, vabbè, ho presa. Colore giallo. Però facciamo solo top speed. 488 pista, top speed, vediamo. La Bugatti Chiron. Sì, l'abbiamo fatta. Non c'eri. Allora, sta qua è la 488 pista. Vediamo top speed. Mercedes Ponton anni 60. È notte però, aspetta un attimo. Ok. 488 pista. La 296 non penso di averla vista. Solo in faccia. Vabbè, invece. Devo andare, bella. Vediamo quanto spinge la Ferrari 488 pista.
Ciao vecchio, bella Lollo. $3,30. Ah, sì dai, 3,30, quello che pensavo. Ok, allora io vado su Noesi e se non lagga... Aspetta un attimo. Adesso vado su Noesi e se non lagga faccio anche il video per YouTube, registro. Bella you, come stai vecchio? Vado su Noesi online, se non lagga con la stream faccio anche il video per YouTube. Charger l'ho fatta già. Viper. Viper GTS. Tutto bene invece, te tutto a posto, bella you. Vediamo che auto... Allora, io provo la M2 Competition, Tappost Bre. Ok, ho preso la M2 Competition. Su Noesi e vediamo se non lagga. Tappost Bre. Tranqui invece, dai. Anni 60 engine swap vuoto, wow. Grande anche Twitch, sì, sono live anche su Twitch adesso. Uè, bella you. M2, ho preso la M2 Competition. Quanti cavalli ha questa? Samantha, se fai video mi saluti. Bella, prossimo video. Faccio lo screenshot. Bella, ho fatto lo screen. Sì raga, se non mi lagga faccio ora il video per YouTube. Lo registro. Se non lagga la stream. Comunque bella you, top. Sta caricando, è quasi a posto. Mi saluti prossimo video, bella Adam. Ok, ti faccio lo screen, saluto anche Adam. Ah sì raga. Ragazzi, se vedete l'ultimo video che ho fatto su YouTube, per i primi 40 secondi erano solo saluti. Salutavo tutta la gente della chat. Quante ore fai? 2-3? No, non lo so, non penso. Sul mio ultimo video su YouTube, per i primi 40 secondi salutavo solo la gente. Allora, adesso saluta... Ho già fatto 2 screen. Facciamo così. Facciamo così. Oh, è lag, pensavo. Noesi quando sono in stream, raga, è sempre così. Vediamo se non va in mona. Sì, perché prende un sacco di RAM. Cioè, Noesi, allora io ho 32 GB di RAM, Noesi da solo ne prende 24. Metti Chrome, metti OBS, eccetera, arrivo già a 31, dopo comincia a laggare. Allora, poi... Però ora sta andando, quindi dai. Adesso vedo che sta funzionando, quindi... Comunque cavolo, cioè... Prende un sacco di RAM. Io ne ho 32 giga.
Però è da un po' che sto pensando di aumentare a 64 giga a sto punto. Allora, abbiamo la pioggia, quindi tergicristalli e gomme della pioggia. Mettiamo il tuning migliore. Applica e gomme, pioggia, dovrebbe avercele. Ok. Gli lagherà un po'. Mamma mia. Oh, è la RAM, è la RAM, è la RAM. Adios. Niente. Oh, quando streamo non posso fare noesi. A quanto pare. È la RAM, vecchio. È la RAM. Comunque, visto che sono fermo, approfitto, sì, ho visto. Dicevo, adesso sto fermo un attimo, 2 minuti, e faccio screenshot della gente. Della chat. Quindi se volete che nel prossimo video vi saluto all'inizio come quello che ho fatto ieri su YouTube, guardatelo. Avete 2 minuti e faccio gli screen. Adam, sì, ho già fatto il tuo screen. Sei anche giocatore console? No, solo PC, solo PC. Solo PC. Ok raga, fisso anche qua. Puoi salutare anche me, ok? Dermi An, ok? Ti faccio lo screen subito. Dermian Bat. Demian, scusa, Demian. Ok, Demian. Anche a te. Quindi per il prossimo video che faccio ti saluto. Demian. Sì, online, oh raga, online... La RAM. Noesi è assurdo, non ha senso. Grazie mille, vai tranquillo, vecchio. Vabbè, oh, oggi, dai, quasi 2 ore. Mi saluti. Dennis... No, Dennis sul video che ho fatto ti ho già salutato, mi sembra, eh. Sì. Sì, Dennis, mi ricordo. Se vai sul video su YouTube, ti ho già salutato. Mi sembra. Eri anche il primo che ho salutato. Vediamo se eri te. Sì, eri te. Eri il primo che ho salutato. Tranquillo qui. BMW è meglio di Mercedes, sì, dipende. Comunque, oh. Sì, oggi abbiamo fatto... Vai, un po', dai. 1 ora e 40. Dai. Prima che vado via, grazie a quelli che erano su YouTube Short, come sempre. La GTR... vado adesso, devo andare, Dennis, devo andare. Quasi adesso, visto che lagga la stream, faccio un video e lo registro. Magari domani lo edito. Oh, grazie a tutti. Quelli di Twitch, quelli di YouTube Short, quelli di YouTube normale.
Sì. E ci vediamo domani o dopodomani. Non lo so ancora, dipende. Come sempre non ho un programma di stream. Quello che succede. E